Euroregione.news. Pomis ed Espar assieme per valorizzare le mele danneggiate dalla grandine. La terribile grandinata del 24 luglio ha danneggiato seriamente le coltivazioni di mele nel comune di Mortegliano, epicentro di quel disastro. Danni non solo a un raccolto che si preannunciava eccezionale, ma soprattutto agli impianti, alle piante e alle strutture agricole. Ora quelle mele diventeranno una spremuta di alta qualità. Dal 19 ottobre è disponibile in tutti i punti vendita ad Espar in Friuli Venezia Giulia la spremuta integrale di mela Giulia, nata dalla collaborazione solidale tra Aspiag Service ed Espar e l'azienda agricola Pomis. Parte del ricavato delle vendite sarà devoluto al comune di Mortegliano per far fronte ai lavori di ristrutturazione della casa di riposo, anch'essa seriamente danneggiata. L'iniziativa lanciata dall'azienda Pomis e presentata nel palazzo della regione Udine è un esempio di come un'intera comunità, dopo il primo minuto di sconforto, abbia saputo rialzarsi, collaborare assieme e ripartire. Non sono bastate le reti antigrandine installate su tutti i frutteti a protezione delle mele a fermare la furia della tempesta, ha spiegato Peter Larcher, titolare della Pomis di Chiasiellis, assieme alla moglie Denise Cicuto. Un evento così distruttivo non si era mai visto. Una buona parte delle mele rimaste presenta danni estetici che non le rendono più commercializzabili come mele fresche, ma ideali come spremuta fresca da consumare. Senza aggiunta di zuccheri, conservanti e coloranti, la spremuta è anche completamente sostenibile, in quanto prodotta e confezionata da Pomis impiegando imballi riciclabili e una parte già riciclati. È facilmente riconoscibile sugli scaffali per il suo packaging, che riproduce una foto di una mela avvolta da un chicco di grandine e un QR code che racconta quanto accaduto durante la catastrofica grandinata estiva. Sì, parliamo appunto di queste mele che hanno difetti estetici e non sono più commercializzabili come mele fresche. La nostra tecnologia ci ha permesso di ottenere questa spremuta, che è un prodotto un po' diverso da quelli che sono i soliti succhi, ed è venuta particolarmente buona. E un'altra cosa molto importante è la collaborazione che anche abbiamo da più di 10 anni con Despar, dove viene valorizzato ancora di più questo prodotto, perché si parla di una catena di distribuzione di qualità che vende prodotti di qualità, quindi un'ottima, secondo me, sinergia. Un valore aggiunto è quello della solidarietà, perché parte dei ricavati dalla vendita di questo succo di mele che si troverà nei punti vendita ad Espar viene destinata alla casa di riposo di Mortegliano, perché è una delle strutture pubbliche che sono state molto danneggiate dagli eventi atmosferici. Sì, diciamo che la casa di riposo di Mortegliano è veramente un punto critico, anche perché ci sono tantissimi anziani che hanno dovuto abbandonare di fretta e furia questa struttura. Noi abbiamo pensato, non si può fare un progetto del genere con una collaborazione del genere senza pensare anche alla parte solidale. Non è molto, però è sempre una parte che aiuta a riprendere il comune che è stato veramente devastato. Genera un piacere enorme che un'azienda come Pomis, oltre a pensare a risollevarsi dai pesanti danni subiti, intenda contribuire anche al ripristino della casa di riposo, commenta il sindaco di Mortegliano Roberto Zuliani. Buongiorno, iniziativa più che lodevole, che dal mio punto di vista va apprezzata al di là del risultato finito, perché è importante dare. La situazione a Mortegliano non è ancora risolta, ma sarebbe una cosa impossibile risolvere una situazione di questo tipo in pochi mesi. Sicuramente sono tanti cantieri aperti, sono molte le persone che hanno provveduto a risistemare la casa e l'abitazione. Però insomma c'è una necessità di aiuto che continua ad essere presente costantemente tutti i giorni, perché non c'è solo la volontà, ma in un momento economico difficile come l'attuale bisogna avere anche i fondi per poter fare. Non tutti li hanno, 30% delle famiglie non è assicurata.
e quindi è necessario dare anche questo aiuto e questa assistenza. È con grande entusiasmo che abbiamo aderito a questa preziosa partnership tra la nostra realtà e l'azienda agricola Pomis, ha dichiarato Fabrizio Cicero Santalena, direttore regionale DESPAR Aspiag Service per il Friuli Venezia Giulia, che ci permette di evidenziare l'importanza della sinergia fra realtà produttive del territorio, soprattutto quando si tratta di sostenere le comunità che ci ospitano. Qui ci sono tutti i valori di DESPAR, c'è la solidarietà, la sostenibilità, l'economia circolare, l'attenzione al territorio e alle aziende del territorio. Quando c'è stata proposta l'iniziativa noi l'abbiamo sposata immediatamente, anche perché è fatta da chi ha subito il danno, no? Quindi vale due volte. Nei nostri punti vendita, in tutte le nostre filiali e anche nei negozi dei nostri affiliati, i clienti troveranno il succo appunto in vendita, questo succo di mele, e una parte del ricavato andrà appunto ad aiutare la ricostruzione di questa casa di riposo che ha subito danni milionari. Questo fa parte di una delle tante attività che DESPAR fa sul territorio per sostenere l'economia locale, e crediamo che tante piccole attività come queste possono veramente fare la differenza, e noi abbiamo deciso che questa è la strada che vogliamo percorrere, lo facciamo da tempo e continueremo a farlo. La collaborazione tra DESPAR e l'azienda agricola Pomis dimostra ancora una volta come il settore privato sia in grado di fare rete in Friuli Venezia Giulia e possa svolgere un ruolo chiave nel sostegno alle comunità locali anche in momenti di difficoltà, ha dichiarato Stefano Zagni, l'assessore regionale alle risorse agroalimentari. Quando la grandine buca anche le reti antigrandine, parlare di incentivi e ristori diventa quasi un eufemismo. Ma assolutamente sì, tra l'altro io devo anche fare una sottolineatura che la parte delle produzioni e strutture aziendali agricole hanno anche un inquadramento regolamentare e normativo particolarmente complesso, però dico che a questi livelli è praticamente impossibile riuscire a garantire una protezione alle produzioni, perché quando sfondiamo le reti antigrandine e le perforiamo come con una mitragliatrice vuol dire che il livello di energia era tale da essere incontenibile. Ma figuriamoci il resto, assolutamente sì. Però dico anche che in questo momento, viste le proporzioni di questo evento che ha delle dimensioni enormi, di cui forse ci si rende anche poco conto, le imprese hanno la necessità di avere prima di tutto liquidità per continuare, dopodiché inizieremo a discutere su quelle che sono le parti di ristori. Non per nulla, anche negli interventi diretti dell'amministrazione regionale abbiamo scelto di dare la prevalenza, anzi la priorità, a quelle che erano le casistiche in cui le aziende senza un intervento immediato non avrebbero potuto continuare l'attività. Penso ad esempio agli allevamenti zootecnici dove le coperture erano completamente sventrate. Quindi prima si parte come in una regola purtroppo dove si devono scegliere i soggetti da cui iniziare. Noi abbiamo fatto questo e proseguiremo con questa modalità fin quando poi verrà riconosciuto a livello nazionale lo stato di calamità, chiamiamolo così, per la parte agricola, e quindi la deroga alle regole che oggi vedrebbero produzioni e strutture assicurabili e non indennizzabili.